Il Milazzo non concede sconti nemmeno alla Polisportiva Gioiosa, che davanti ai propri tifosi piega per 1-0 grazie al calcio di rigore del solito La Spada, confermandosi capolista solitaria nel girone B di eccellenza. I rossoblù di Angelo Bognanni fanno valere la legge del Marco Salmeri, dove i mamertini rimangono imbattuti, mantenendo inoltre le 4 lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, il Modica. Davanti a una bella cornice di pubblico il Milazzo troverebbe dopo 8 minuti il vantaggio con La Spada, ma il signor Citraro annulla per un dubbio fuorigioco dell'attaccante rossoblù. I mamertini insistono, al 23esimo il destro in area di Scolaro trova la decisiva respinta dell'ex Paterniti. Locali che poco dopo lamentano anche un possibile rosso diretto all'indirizzo del difensore gioiosano per una trattenuta sulla Spada lanciato a rete, ma il fischietto di Palermo lascia giocare. Nella ripresa è ancora la squadra di casa a provarci. Al 55esimo i mamertini lamentano un tocco di mano in aria sul cross di La Spada. Anche in questo caso però il direttore di gara dice di no. Il Milazzo continua a costruire. Al 74esimo il tentativo sotto porta di Diallo non sortisce l'effetto sperato. Gli sforzi dei rossoblù vengono comunque premiati al minuto 82, quando l'arbitro concede loro la massima punizione per un presunto tocco di mano in aria, e dal dischetto La Spada non sbaglia, facendo così Milazzo 1 Gioiosa 0, e per il classe 2001 mamertino si tratta dell'11ª rete in campionato, la quinta nelle ultime 5 gare giocate. Nei minuti finali da registrare anche un'espulsione per il Gioiosa, che si ritrova costretto a giocare gli ultimi scampoli di gara in 10 uomini, e in pieno recupero gli ospiti tentano comunque l'assalto disperato, ma i loro sforzi non producono il pareggio sperato. L'1-0 finale consegna dunque al Milazzo la terza vittoria di fila e l'11º risultato utile consecutivo. Rossoblù che si portano a quota 47 punti in classifica, mantenendo il primato solitario, mentre il Gioiosa rimane fermo a 24 punti e con un vantaggio di 2 lunghezze sulla zona play-out.